Eccoci ragazzi, oggi dal lago di Cavazzo per una salita che ci porterà al San Simeone, una salita che abbiamo già fatto, però la ripetiamo nei giorni più freddi dell'anno, perché oggi è il giorno della merla. Il giorno della merla, 31 di gennaio. Cosa facciamo oggi? Saliamo sulla strada da Interneppo che va su al Festa San Simeone, noi naturalmente gireremo a destra per il San Simeone, per il versante nord orientale, e dopo saliti in cima, in realtà con la bicicletta dobbiamo lasciarla per fare la cima a piedi, perché è un sentiero un po' tossico per le bici, ma saranno un 300 metri per raggiungere la vetta, poi ritorniamo alle bici e scendiamo per l'838A che ci porterà sulla strada che sale al Monte Festa. Da lì poi troveremo delle scorciatoie che ci riporteranno qui a Cavazzo. Ciao ragazzi, ciao. E siamo il 31 gennaio, dovrebbero essere le giornate più fredde, i giorni della merla, veramente fredde dell'anno, e invece Marco... Invece qua pare sia primavera, addirittura inoltrata a questo punto, direi. Stavamo valutando che la salita sul San Simeone ha una lunghezza di circa 12 km, però la pendenza è molto piacevole perché si viaggia sui 10, 11, 12 di percentuale di pendenza, quindi non si fa molta fatica. No. Però bisogna, diciamo così, risparmiare sapendo che la strada per la cima è ancora lunga. Eccoci ragazzi, raggiunta la bellissima chiesetta di San Simeone. Qui siamo a quota 1215. Adesso un meritato spuntino e un riposino prima, Marco, di intraprendere la salita sul San Simeone, che siamo a 1505. 1505, quindi sono un 300 metri. Naturalmente a piedi ce li facciamo quelli, perché il sentiero è improponibile con la bici. Abbiamo raggiunto anche un altro balcone bellissimo, panoramico sul lago di Cavazzo, che è veramente qualcosa di spettacolare. La strada forestale è finita, è terminata. Adesso comincia l'ascesa a piedi, quindi lasciamo riposare un po' le bici per salire sulla cima del San Simeone. Magari qualcuno di voi si chiederà: ma perché non salire con la bici, magari in spalla o spingendola? Perché fin qua si fa, fin qua è bello, è anche bellissimo. Ma guardate adesso cosa ci aspetta. C'è tutta questa parete di roccia da arrampicare, da mettere giù anche le manine, quindi con la bici decisamente no, anche se qualcuno l'ha fatto, i nostri amici austriaci Martin e Vicky, che l'hanno fatto ovviamente con gli opportuni tagli. Oh no, I'm in love with you again. Feels like that summer that we thought would never end. On the beach in 1999. Osservando bene il sentiero però ci si può ricredere, perché a parte qualche punto in cui è obbligatorio forse anche spalleggiare, ma ci sono tanti tratti come quello che stiamo percorrendo adesso che magari in sella è anche piacevole, no Marco? Sì, dei tratti da scendere però si può fare. Guardate la natura come riesce sempre a sorprendere con questo albero che ha una forma
molto particolare. Due natiche, lo dico io. Due natiche belle morbide di muschio, però ha 3 arti superiori, no? Molto particolare. Gli manca anche la testa, però dai, bisogna dire la verità che è molto originale come forma. Said you were sorry, but you had to go away. Your folks were moving to another town. I can't remember ever feeling so down. Eccoci, grande soddisfazione per aver raggiunto anche la vetta, naturalmente a piedi, in bici, volendo si può anche fare, però lo lasciamo fare ai nostri amici carissimi austriaci Martin e Vicky, che salutiamo. Ciao caramente. Martin e Vicky. Ecco, noi invece siamo venuti a piedi perché era doveroso, perché la veduta da qui è bellissima sulla Val Canale e la confluenza del Tagliamento con Amaro qua sotto fino a Tolmezzo che si vede in fondo qua giù, che è veramente splendido. Su questo versante orientale del San Simeone c'è una vista insuperabile. Innanzitutto qua siamo sopra la bellissima cittadina di Venzone, che adesso faccio una zoomata così la si vede bene, e che si trova ai piedi di queste due monumentali cime che sono il Chiampon e i Plauris, in mezzo ai quali c'è la Val Venzonaccia che abbiamo guadagnato diverse volte. Per arrivare dove, Marco? Per arrivare a Casera Ungarina e successivamente poi la Maga Confin, che sta di là dall'altra parte. Qui si vede quindi quella che vediamo noi, è la Casera Ungarina. Qui abbiamo davanti a noi l'imponente Amariana, poi in secondo piano abbiamo il Sernio e la Grauzaria, tutte cime guadagnate con tanto sudore. Ecco, adesso ci facciamo un piccolo break e poi si riscende per la discesa che ci aspetta con la bici, che non sarà proprio così semplice. Adesso recuperiamo i nostri cavalli di battaglia e andiamo ad intercettare il sentiero 838A che ci riporterà giù al lago di Cavazzo. Abbiamo intercettato il sentiero, ma Marco ha trovato anche un'altalena. Si vuole... il giochino. Il giochino, ecco. Però di giochino ne facciamo un altro con la bici. L'attacco è questo. Ecco, siamo pronti per partire.
Eccoci, siamo giunti sulla strada forestale che porta su al Monte Festa e bisogna dire, Marco, che è stato uno dei sentieri più tossici, sì, veramente, che io ho fatto, non tanto per le pendenze ma per il fondo, perché veramente sassi smossi, ecco, e fogliame secco. All'inizio abbiamo trovato tanti schianti, siamo dovuti scendere parecchie volte e poi sassi smossi e il terreno veramente che sembrava foglie col sotto saponetta. Va bene, adesso ci rilassiamo un attimo, prendiamo un po' di fiato e andiamo a vedere questo suggestivo balcone che si affaccia sul lago di Cavazzo. Eccoci ragazzi, giunti finalmente alla base, al lago di Cavazzo, per questo giro veramente spettacolare, si può dire, se non altro per il contesto paesaggistico, il panorama e anche ardito, direi, che abbiamo goduto dalla cima, e naturalmente poi il sentiero 838 che si è rivelato effettivamente un po' sporco, ecco, pochi lo praticano anche a piedi, quindi tanti schianti, il fondo sassoso, molto smosso, ostico, veramente anche pericoloso in alcuni punti. In tanti punti dobbiamo dare atto che insomma siamo scesi per non farci male. Poi dalla seconda parte, diciamo, arrivati in prossimità del Festa, è stato molto più godibile, anche se comunque con dei passaggi piuttosto con antenne alte, piuttosto tecnici. Esatto. Bene ragazzi, che dire, seguiteci nelle prossime avventure. Un caro saluto dal Friul Bikers MTB Group, ciao. Number one.